tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Ora in onda Pop Economia. Alessandra, a te la linea. Alessandra, a te la linea. Il numero da chiamare è lo 0292947222.
di questa puntata, ma di questi giorni, Unicredit Commerce Bank, e è solo l'inizio di quello che accadrà. E lo stesso probabilmente succederà anche per le case automobilistiche, che devono competere in un mercato sempre più aggressivo e si dovranno concentrare. Fiat, FCA con Chrysler e poi con Stellantis, anche quello è un inizio di un lungo percorso. Perché non hanno un futuro? Perché la Cina non solo ormai ha imparato tutti i meccanismi di produzione, ma ha tutte le materie prime a basso costo per travolgere il mercato. Il problema successivo maggiore sarà quello dei dazi, che porteranno a uno scontro tra stati, e la Cina avrà sempre la parte dominante, perché appunto ha i costi bassissimi per la produzione. In questi anni noi abbiamo avuto lo sviluppo sì, possiamo dire lo sviluppo di Fiat visto da due personaggi che sono molto diversi tra di loro. Uno è stato Marchionne, uno è Tavares. Entrambi hanno la passione per i bolidi e per la guida, ma sono due uomini diversi, due capi d'azienda diversi. Chi è Tavares? In una pillola, in un flash, perché non abbiamo molto tempo. È un tempo. uomo che ha detto una frase: valgo per quello che sono pagato. La differenza con Marchionne, anche in questo, è stata che Marchionne, quando è entrato in Fiat, che la Fiat era in crisi, rischiava addirittura il default, prese il suo portafoglio e comprò una grandissima quantità di azioni Fiat sul mercato. La differenza è questa, tra l'uomo che sa vendere il prodotto e l'uomo che è Marchionne, e l'uomo che in teoria dice di saperlo costruire il prodotto. Il problema di Tavares è che lui non ha mercato. Era molto meglio un personaggio come Marchionne, che invece, sapendo di non avere mercato, quello che ha te lo valorizza e lo sa vendere. Difatti Marchionne avrebbe voluto comprare General Motors, fu bloccato sia da Elkann che da Warren Buffett, e qui ti faccio un collegamento, perché Warren Buffett il grande vecchio dell'economia, Warren Buffett, il grandissimo investitore. Abbiamo appena messo la barra come manager, come capo, come CEO, e dobbiamo farla lavorare per qualche anno. Ora, un po' i cicli della vita, sembra che Barra addirittura arriverà nel posto che era di Marchionne. Quindi. Benissimo, è chiarissimo il tuo quadretto. E intanto ci ha raggiunto telefonicamente anche il presidente del Codacons, Gianluca Di Ascenzo. Presidente, buonasera, come sta? Buonasera, mi scuso con voi che tutti gli ascoltatori per problematiche tecnica, comunque grazie al telefono e a chi metodi siamo riusciti a collegarci. Quindi, a sentirci, importante è la voce, l'alzi un tantino e ci sentiremo chiari e forti come sempre. E professor Gualtieri, dice Baddi, Tavares non ha saputo costruire un difficile percorso, questo di Tavares, il capitano d'impresa che ha avuto una corsa ad ostacoli, perché ha rotto con i sindacati, la produzione che non è andata, la Polonia, la Cina che lo ha scavalcato, non ha saputo davvero costruire. Tavares, è lui il problema di tutto questo? Beh, diciamo che una parte del problema, come ha, diciamo, sinteticamente e molto chiaramente riassunto Baddi, diciamo, l'origine del problema sta in questo New Green Deal che l'Unione Europea ha varato, spiazzando di fatto tutta l'industria automobilistica. Ora, io non ho nessuna simpatia per Tavares, perché mi pare che il suo unico compito in questi anni di Fiat sia stato quello di bussare alle casse dei vari ministri delle finanze italiane per farsi approvare dei bonus. Però devo dire che non è solo Stellantis che soffre tutta l'industria automobilistica europea, soffre Volkswagen, che è il più grande produttore di auto del mondo e anche il più grande investitore in ricerca e sviluppo del mondo. Soffre perché è stato sostanzialmente spiazzato da questa iniziativa di imporre lo stop dei motori, diciamo, che vanno a benzina o a gasolio, tanto per intenderci, in tempi brevissimi, e ha annunciato per la prima volta nella sua storia la chiusura di 2 stabilimenti in Germania. Quindi certamente Tavares non ho nessuna simpatia, non passerà alla storia come un grande CEO di Stellantis, se non per lo stipendio che ha preso, ma il problema è estremamente più ampio,
come diceva ancora una volta giustamente Baddi, il problema è capire se esiste un futuro dell'industria automobilistica europea oppure no, se saremo, come dire, destinati ad essere subissati da auto cinesi, e il peggio di tutto, il peggior scenario di tutti potrebbe essere quello di essere sepolti da auto ingegnerizzate in Cina e assemblate in Italia, invertendo quello che è un po' la caratteristica della nostra economia, e cioè quella di essere in grado di produrre in segmenti ad alto valore aggiunto in termini di design, in termini di tecnologia, e trasformarci addirittura nella fabbrica, diciamo, nell'assemblatore di qualcosa ingegnerizzato in Cina. Questo sarebbe veramente un disastro per l'economia del paese. Ecco. Però è un panorama tutt'altro che lontano, tutt'altro che, come dire, irrealistico, anzi è drammaticamente molto possibile. Molto possibile. E io mi sono andata un po' a leggere alcune cose, alcuni articoli. Era il 31 dicembre, quindi non molti mesi fa, e a parlare non era un passante, ma un certo Montezemolo, non so se vi torna questo nome, e parlò contro Elkann. Caro Badi, vedo che tu sorridi. Elkann e Stellantis disse Fiat prodotte in Polonia, una grandissima umiliazione. Non c'è e non ci sarà più un'azienda automobilistica in Italia. Che ne pensate? Poi passiamo anche al presidente di Ascenso. Dico io? Sì, tutti e due. Allora, certo. io mi sento umilmente di dare un consiglio, soprattutto al governo, nel senso che, come ha detto bene il professore, Fiat ha sempre incassato sussidi, incentivi e poi si è messa sempre in tasca i profitti con bonus, stock option e tutto il resto. Adesso si è arrivati a questo addirittura paradosso che ha ricevuto gli incentivi dallo Stato e adesso con questa lettera di Tavares o dell'amministrazione si è chiesto gli incentivi agli operai, nel senso comprateci le Maserati a rate, quindi siamo arrivati proprio all'assurdo. Mi sono segnato due cifre. In Italia negli anni 90 venivano prodotte 2 milioni di Fiat, a Torino 1 milione negli anni 70, ora ne vengono prodotte poche migliaia. Fossi io, il governo Meloni o il ministro Urso, li accomoderei alla porta, farei questo sacrificio iniziale per una prosperità di lungo termine, perché non c'è nessun interesse a investire in Italia da parte di questo gruppo. Presidente di Ascenso, che cosa dice il Codacons? Abbiamo dei documenti, lei mi accennava telefonicamente. Quali? Sì, allora, diciamo che il gruppo Stellantis non vive un buon momento. Pensiamo alla class action di agosto intentata agli azionisti negli Stati Uniti, perché i bilanci non tornano, insomma i conti non tornano, sono stati gonfiati secondo i promotori. In Italia c'è tutto il tema delle C3, la DS3, dell'airbag, dei richiami, delle auto prodotte in 10 anni che sono state oggetto di un richiamo, con consumatori che ci hanno segnalato il fatto di essere stati privati la possibilità di utilizzare l'automobile perché oggetto di richiamo, mancano i pezzi di ricambio. Cioè, secondo noi c'è uno scollamento tra la realtà che viene analizzata dal decisore pubblico e quello che vivono i consumatori. Si parlava del New Green Deal che pagheremo ovviamente noi consumatori, ma basta girare per le nostre città, per non parlare delle province, vediamo il parco auto delle nostre strade e vediamo delle automobili di 20 anni che circolano ancora ora, però nella capitale vogliamo realizzare la nuova ZTL, vogliamo realizzare la città dei 15 minuti, con migliaia di lavoratori che non sanno come raggiungere il proprio posto di lavoro all'indomani dell'attivazione di queste telecamere che minacciano multe. Si vuole promuovere la mobilità sostenibile, poi anche lì ci dobbiamo mettere d'accordo sul concetto di sostenibilità, se effettivamente le automobili elettriche sono sostenibili o meno, se le ibride, tutto il tema delle batterie, come vengono realizzate. Tutto questo non trova riscontro con quella realtà delle famiglie che non hanno i soldi per potersi permettere automobili a 20.000 euro, con multinazionali che pensano solo esclusivamente dalla finanza, che giocano con
dei lavoratori come se fossero delle pedine del gioco di fisico, con una pubblicità, un trasmettissimo sul Made in Italy, ma come ci hanno detto Babbi e il professore, in realtà in questo ambito, a parte il Gran Premio pensiamo piuttosto che MotoGP, forse il tricolore lo vedo in tutti gli ambiti, ma non ce n'è più, tant'è vero che c'è stata anche una polemica sulla produzione di nuove automobili Fiat realizzate all'estero con i colori, insomma diciamo c'è uno scollamento tra la realtà e quello che viviamo noi quotidianamente, per cui condivido l'appello che è stato fatto poco fa, e noi consumatori purtroppo ancora non abbiamo imparato a votare con il portafoglio. Penso tutti quanti noi iniziassimo a decidere che i nostri acquisti e avere la consapevolezza sono in grado di condizionare il mercato, anche per verificare se effettivamente è così o se ci dobbiamo solamente rassegnare ad un'economia di mercato internazionale globalizzato, nella quale noi siamo semplicemente dei sudditi, dove c'è qualcuno che decide cosa dobbiamo comprare e noi seguiamo uno spot pubblicitario passivamente senza andare ad analizzare da dove viene quel prodotto, se effettivamente è italiano o meno, qual è la filiera che l'ha realizzato e qual è il costo effettivo di quell'automobile che noi pensiamo essere italiana e in realtà di italiano ha ben poco. Ci dobbiamo rassegnare, Baddi? Ci dobbiamo rassegnare, professor Gualtieri? Qual è la soluzione? Baddi? Allora, il dottor D'Ascenzio ha colto benissimo con una frase dicendo c'è questo scollamento tra i dirigenti d'azienda e la gente comune, quello che qualcuno ha chiamato il SEO capitalism, cioè il capitalismo, l'economia dominata dagli amministratori delegati, i SEO delle società. Marchionne però aveva un qualcosa di difendibile, cioè aveva detto aveva detto non venderò mai Magneti Marelli perché la voleva quotare in borsa e avrebbe voluto poi incassare i profitti tenendo la proprietà dei Magneti Marelli e poi distribuendo ai soci, perché è stato, per i piccoli azionisti, almeno per i piccoli azionisti, Marchionne è stato un grande benefattore. Invece poi i nuovi dirigenti della Stellantis hanno venduto, della FCA, hanno venduto la Magneti Marelli ai giapponesi. Però adesso mi è sfuggito il concetto. Però l'hanno venduta. Sì, Marchionne aveva questa idea di voler niente, mi è sfuggito il concetto, scusami. Marchionne era quel che era salvabile di Marchionne, no? Dicevi cosa si poteva salvare di Marchionne. Marchionne perlomeno, tu dici, aveva la bontà e la lungimiranza di... E era quello di saper vendere il prodotto, saper vendere il prodotto volevo dirti questo, volevo dirti che la differenza tra quello che è stato Marchionne e queste cose che ha tentato di fare per salvare un'industria che è in difficoltà e quello che invece ha fatto Tavares, la vedrai dalle quotazioni di borsa, che si sono già viste in parte, cioè che in 20 anni, da Marchionne a Tavares, a parte i crolli della crisi del 2008 e quelle che ci sono state, l'unico vero crollo che ha subito FCA, Stellantis o Fiat, o come la vuoi chiamare, è stato quando Marchionne è morto. Fiat è crollata, credo, del FCA del 20%. Ora, quando ha perso il suo vero capitano, Baddi, da dire. Però ti posso fare una previsione azzardo: quando non ci sarà più Tavares e sarà eliminato, il titolo volerà. Quando ci sarà la barra, tu che prevedi? Sarà lei? No, proprio quando sarà licenziato, quando se ne andrà. Quando se ne andrà, il momento in cui se ne andrà. Ok. E lì avrai il giudizio dei mercati, almeno dei mercati, su quello che è stato l'operato di Tavares. E c'è una notizia, professor Gualtieri: auto cinesi, addio ai dazi. La notizia potrebbe cambiare l'Europa, cioè si sta valutando l'idea di abolire i dazi sulle auto cinesi con una soluzione nuova che potrebbe far contenti tutti. Vediamo un po' di che cosa si tratta, se questa è una notizia verificabile, lo vedo qui. Sono coinvolti governi, produttori e mercati globali, una situazione intricata che è iniziata a luglio 2023, quando l'Unione Europea ha deciso di introdurre i dazi provvisori. Si sta valutando questa ipotesi, a nostro discapito, credo, a questo punto, o forse una ipotesi di mediazione. Che ne pensa? Andiamo sempre sulle auto cinesi noi, perché il nostro problema e il nostro danno e la nostra, forse per certi versi fortuna, è anche la Cina, no? Con la quale guadagniamo, però poi dopo alla fine perdiamo.
Posso dire una chiosa a quello che ha raccontato Buddy? Certo. Marchionne non ha fatto il bene e ha fatto soltanto dei piccoli azionisti, ha fatto anche ricchi gli Elkann, più di quanti non lo fossero prima, quando ha fatto lo spin-off della Ferrari, che oggi vale cifre intorno agli 80 miliardi di euro di capitalizzazione, con 1 miliardo all'anno di utile, che è stata tolta dal gruppo e consegnata nelle mani di Exor, cioè degli Elkann. A fronte di questa operazione straordinaria, geniale di Marchionne, la riconoscenza degli Elkann è stata pari a 0. Chiusa parentesi. I dazi nei confronti dei produttori... Ecco, mi scusi, è una notizia in funzione anticinese, nel senso che la funzione di dazi imposta dalla UE è quella di contrastare la concorrenza sleale da parte di produttori cinesi. Ne avevamo parlato anche tempo fa, no? Cioè se i dazi potevano essere una soluzione, diciamo, per tutelarci meglio, per tutelare meglio la UE e quindi anche l'Italia. Allora, il dazio purtroppo è un passaggio inevitabile, perché è l'unico modo per difendersi dalla concorrenza sleale. Purtroppo la storia che cosa ci ha insegnato? Che ad ogni dazio corrisponde un controdazio. Quindi noi mettiamo il dazio sulle macchine cinesi, i cinesi mettono il dazio sul parmigiano, dico una sciocchezza tanto per far rendere l'idea. Alla fine il commercio mondiale ne risente e poiché il nostro PIL è fatto per più di un terzo da export, noi ne risentiamo pesantemente. Però purtroppo non c'è altro modo per difendersi dalla concorrenza sleale dei cinesi se non quello di imporre dei dazi che, a mio modo di vedere, sono addirittura troppo leggeri quelli provvisori messi dall'Unione Europea, tant'è che i produttori cinesi li hanno assorbiti senza aumentare il prezzo delle loro macchine vendute in Italia. Quindi nel momento in cui i dazi arrivano a oltre il 40% e il produttore cinese non alza il suo prezzo, vuol dire che il suo margine è talmente grande da consentirgli di assorbire questo dazio. E come fa a fare questo margine talmente grande? Un po' perché c'è la materie prime, cosa di cui noi non disponiamo, ma fondamentalmente perché viola tutte le regole che invece sono imposte ai produttori europei in termini di sicurezza sul lavoro, di sfruttamento dei lavoratori, di inquinamento atmosferico, e quindi è chiaro che è una battaglia diciamo persa in partenza se non si stabiliscono le regole. L'errore iniziale fu quello di far entrare la Cina nel WTO, nel World Trade Organization, quindi dargli tutte quelle facilitazioni che hanno i paesi che aderiscono a questo accordo, senza però avere la forza di imporgli, come dire, di adeguare la sua legislazione a quella degli altri paesi che rispettano i diritti dei lavoratori, non vanno a lavorare in maniera disumana i propri dipendenti, gli assicurano un welfare, non inquinano, e allora è chiaro che non vedo, come dire, non vedo niente di buono alla luce di questa situazione. Il mercato automobilistico europeo, concludo dicendo quale potrebbe essere la strada di uscita, quello delle grandissime aggregazioni, quelli per cui i produttori europei si aggregano in modo da poter competere con il produttore, con i grandi produttori cinesi che vivono anche di sussidi statali, cosa che l'Unione Europea è vietata. Quindi insomma un problema estremamente complesso. Concludo con l'ultima cosa: non si può pensare di risolverlo, anzi penso che sarebbe veramente una beffa controproducente se noi andiamo a cercare dei produttori cinesi per fargli assemblare le auto in Italia. Questa sarebbe la cosa peggiore in assoluto. La cosa peggiore. Abbiamo un minuto, neanche, mezzo minuto. Presidente di Ascenso, l'ultima battuta a lei, che ha parlato meno di tutti. La Cina per noi è un danno. Cosa dicono i consumatori? Ma io solo un monito a tutti quanti noi consumatori: non limitiamoci a guardare il prezzo quando dobbiamo acquistare qualcosa, perché poi quando abbiamo un problema e dobbiamo cercare il centro assistenza, poi dopo ne vediamo, soprattutto in termini automobilistici, per cui magari le auto cinesi avranno dei prezzi estremamente bassi, saranno ipertecnologiche, però voglio dire, quando l'automobile si ferma per strada sarà un problema rimetterla in moto, e poi dopo vedremo se dovremo richiamare alla memoria film degli anni 60 o se qualcuno sarà in grado di far ripartire quell'automobile a calci, scusatemi la metafora, come si faceva all'epoca con il motore meccanico. Scusatemi la battuta.
Benissimo, devo chiudere, sono le 16:31, ci sta contattando anche la Presidente di Segni. Vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a martedì prossimo. Grazie a tutti. Ciao. Buon pomeriggio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Rumore. Mi è sembrato di sentire un rumore, 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 rumore. Ora in onda Rumore. Alessandra, a te la linea. Alessandra, a te la linea. Vediamo un po'. Alessandra, a te la linea. Chissà se forse nel Alessandra, dalla linea, a te la Lorenzo. linea. Eccoci finalmente. Allora, non riusciamo, Lorenzo, te lo dico in diretta, a contattare la Presidente di Segni, che ha contattato me telefonicamente, forse il suo Skype non è quello aggiornato, vi sta cercando, contattala al telefono, così l'abbiamo telefonicamente, scusandoti con lei, perché è un po' oggi un disguido tecnico, va bene? Aspetto tue notizie in diretta. Intanto, visto che ho di nuovo la linea, eccoci con David Zebuloni, che è un collega, un giornalista di Makor Rishon ed è in diretta in questo momento proprio da Israele, un giornale nazionale di Israele. Allora, sono le 16:36, David, buonasera e benvenuto innanzitutto qui a Radio Libertà. Ben ritrovata Alessandro, è un piacere.
E vorrei sapere che cosa sta succedendo in questo momento, perché le agenzie battono una notizia: sirene a Tel Aviv, ci sarebbe un attacco da parte dell'Iran. Qual è il clima? Cosa sta succedendo in questo momento? Sì, aggiornamenti dell'ultima ora. Israele continua la sua operazione mirata e specifica, così perlomeno garantisce il governo israeliano, un'operazione che non ha alcuna intenzione di creare un'escalation locale, ma è volta a debellare quelle che sono le possibilità belliche di Hezbollah in prossimità del confine. Quindi questa operazione continua. Nell'ultima ora sono stati trovati tunnel ben più tecnologici e avanzati di quanto possiamo paragonare rispetto a quelli di Hamas a Gaza. Hanno trovato armi, hanno trovato tutto ciò che permette a Hezbollah di minacciare l'esistenza di Israele in questo periodo così teso. E anche, come citavi tu, ci sono missili che arrivano nel centro del paese, quindi a Tel Aviv, e gli israeliani in questo momento vivono un momento di allerta, consci del fatto che potrebbe accadere qualunque cosa. Consci che potrebbe accadere qualsiasi cosa. Quali sono le vostre fonti lì al giornale? Tu in questo momento sei in una redazione. Innanzitutto facci vedere le testate che cosa dicono e quali sono le testate di prima mano che avete, quelle più importanti. Hai dei giornali in mano, mi sembra, Davide, vero? Sì, io qua ho due testate, Yediot Aharonot e Israel Hayom, sono i due quotidiani principali di Israele, uno di centrodestra, l'altro di centrosinistra, e i titoli sono simili così perché la percezione israeliana è simile rispetto a quello che è il conflitto attuale con il Libano. Yediot Aharonot porta il titolo Dentro il Libano, titolo in grande, e poi sotto combattiamo Hezbollah ma minacciamo Teheran. L'altro titolo, quello di Israel Hayom, cita la terza guerra del Libano, ciò che molti temono, invece altri auspicano, perché potrebbe potenzialmente portare a una soluzione rispetto a quella che è la minaccia di Hezbollah su Israele, questa eventuale terza guerra con il Libano. Perfetto, eccola, ci ha raggiunto, la vedo inquadrata, la vedo collegata, la presidente Noemi Di Segni, che con grande piacere torna con noi. Benvenuta, ben ritrovata. Ci sono stati dei disguidi tecnici, ma ce l'abbiamo fatta. Come sta, presidente? Benissimo, grazie per questa opportunità e buonasera a tutti. La presidente, lo ricordiamo, dell'UCEI, Unione Comunità Ebraiche Italiane. Sono 21 le comunità, un mondo molto complesso, lo dicevamo la volta scorsa, molto articolato. Abbiamo, presidente, in collegamento anche Davide Zebuloni, cronista, giornalista di Makor Rishon, che ci sta descrivendo quella che è adesso la situazione. Ci sono le sirene che a Tel Aviv sono impazzite in questo momento e ci sarebbe un attacco da parte dell'Iran. Ecco, presidente, siamo anche a pochi giorni dal tragico anniversario del 7 ottobre e sale l'allerta in Italia. Lei avrà ascoltato, avrà sentito poco fa, la Questura di Roma, per esempio, avallata anche dal ministro Piantedosi, ha deciso di sospendere le manifestazioni pro-Pal, anche per quello che è successo nei giorni scorsi. Qual è il clima della comunità ebraica di Roma? Ricordiamo che giorni fa è stata minacciata, è stata accusata, è stata vilipesa la senatrice a vita Liliana Segre, che intelligentemente ha anche reagito con ironia e ha detto: alla mia età devo anche essere tacciata di essere una sionista, una pericolosa sionista. Qual è il clima a Roma, presidente? È chiaro, Roma, così come appunto nelle 21 comunità, direi due sentimenti in parallelo, oltre ovviamente al senso che cresce di dolore man mano che ci si avvia adesso nelle ore verso il 7 all'interno delle festività ebraiche, e quindi c'è una soglia di sensibilità e di emozioni molto molto forte, e questo ovviamente crea ancora di più un'emozione, una fatica nel modo in cui poi si ragiona su temi di sicurezza. Quindi da un lato il tema della sicurezza delle singole di ogni comunità con la sua situazione di accesso ad edifici di culto, specialmente in questi giorni di feste, quindi presidiare, incrementare la sicurezza, come farlo, come non creare panico
esprimere la fiducia che abbiamo nelle forze dell'ordine e di sicurezza, e qui ci tengo a ribadirlo perché fanno un lavoro eccellente in qualsiasi ora, in qualsiasi momento, per assicurarlo, ma quindi ovviamente un senso. C'è un pochino frizzata la Presidente Di Segni con la linea, un senso di sicurezza che non c'è, David, no? Ecco, mentre magari si ripristina un po' il collegamento, Lorenzo, il nostro regista, ci aiuta. E Israele, diciamo, Presidente, sì, prego. Allora, senso di preoccupazione al quale poi si aggiunge una sorta di mettersi le mani dei capelli nella disperazione, della ottusità, della cecità, della miopia di un'intera popolazione che non coglie la gravità per la società italiana stessa di quelli che stanno portando avanti queste istanze di odio e di incitamento alla violenza. Non è la Segre per se stessa o gli esponenti ebraici o il ministro Crosetto per se stesso. E cosa rappresenta questo per il sistema italiano e per le garanzie costituzionali italiane? Abusare o invocare il diritto a manifestare, che è sacrosanto e lo sappiamo noi con quale penna è stato scritto nella Costituzione, in realtà per usarlo come strumento per diffondere odio o essere strumento di altri che lo vogliono fare, con nel miglior dei casi un'ingenuità, a noi dispiace, perché questo non è mettete una polizia, una camionetta in più e arginiamo il rischio. Qui è un tema di sistema, da chi sono pagati, da chi sono organizzati e cosa vogliono fare. Non è un unico cervello, un unico soggetto, sono tante cellule che rispondono a tante situazioni diverse, e chi davvero forse manca in questa voce è veramente i veri ci tengono a spiegare cosa vogliono in Italia come voce dell'Islam. Chi sono i musulmani Questa che secondo vogliono... lei è una voce mancante in Italia? Noi abbiamo molti rapporti con diversi soggetti, istituzioni musulmani, persone che sono convinte sia a livello di vertice che di singoli, che desiderano semplicemente convivere alla giornata, e queste sono le persone che io incontro. Spero di esprimermi ovviamente con il dovuto rispetto, ma in moltissimi esercizi commerciali, moltissime occasioni di vita quotidiana, nei giardini, nelle scuole, nelle occasioni quotidiane. Io sono sicura che queste persone non vogliono il fondamentalismo islamico qua in Italia, ma chi dà l'assist al fondamentalismo islamico non sono questi musulmani che fanno la loro vita quotidiana, sono gruppi organizzati che hanno finalità ben diverse, estremi che si incontrano, quelli evidentemente di certi centri sociali, di una certa sinistra radicalizzata, con altri gruppi radicalizzati invece religiosamente, e quindi questo è un lavoro ovviamente di chi fa tutte le indagini, le analisi, la sicurezza, ma per la società italiana non è una tranquillità, e quindi il nostro appello è per la società italiana, è capire che qui l'appello non è difendeteci a noi ebrei perché qualcuno ci minaccia, è difendiamoci come società italiana da chi abusa di strumenti di democrazia posti a tutela di tutti. Ecco, siamo a pochi giorni dal tragico anniversario del 7 ottobre. Il presidente della comunità ebraica di Milano giorni fa ha detto molto chiaramente: qui è di nuovo caccia all'ebreo. Lei pensa questo? L'ultimo nostro incontro qui su Radio Libertà lei diceva una cosa precisa che mi ha colpito. Allo shock molto estensivo del 7 ottobre corrisponde lo shock della negazione del 7 ottobre. Ecco, a pochi giorni da questo anniversario tragico, è ancora così? Che cosa è cambiato o che cosa non è cambiato? Sì, è così, e aggiungo lo shock di quello che è accaduto, che si continua specialmente nelle sedi internazionali, lo vediamo, a negarlo totalmente. E anche in queste ore, mentre si ragiona sui perché e per come dell'entrata in Libano, faccio un esempio. È stato sottolineato da alcuni media italiani che gli israeliani sono entrati a IDF, l'esercito, è entrato nel campo profughi che c'è in Libano dei palestinesi. Allora, a nessuno viene in mente di chiedersi come è possibile c'è un campo profughi di palestinesi in Libano.
No, questo è sempre una parola, un tema che a noi hanno fatto il delirio su Israele sul tema campo profughi. C'è un campo profughi dentro il Libano, nessuno si meraviglia di perché esiste questa, così come esiste dentro Gaza. Allora ci sono determinati limiti alla situazione ovviamente mediatica che non aiuta a far capire, quindi noi abbiamo lo shock del 7, lo shock del negazionismo e adesso si è stratificato lo shock del fatto che gli italiani, o alcuni italiani, ovviamente non stiamo parlando dei silenti, ma di chi si fa portavoce di queste istanze, non si rendono conto che questo male diventa il loro male e quindi negare anche il bene verso se stessi. Quindi il male del 7 ottobre è anche il male degli italiani, questo lei mi sta dicendo, se c'è ovviamente la negazione. Un'altra cosa, Presidente Disegni, perché non abbiamo molto tempo e ci tengo a farle questa domanda. Israele in pochissimi giorni, 10 giorni, si legge, si sa che è un'operazione preparata da 10 anni, ma con questo blitz ha sconvolto il mondo, ha molto impressionato la velocità, la capacità di Israele di decapitare Hezbollah e quindi uccidere il suo storico capo Nasrallah. Israele, ripeto, tutta da sola, perché Israele è uno stato grande o forse un poco più piccolo della nostra Lombardia, tutta da sola, ripeto. Ecco, Israele è sola in questa guerra, in questa battaglia, guerra barra battaglia, e voi vi sentite soli, isolati sempre di più? Sì, allora, premesso che c'è all'interno di Israele e anche nella diplomazia internazionale una dialettica molto intensa su quello che deve essere fatto, non deve essere fatto e come deve essere fatto, intervistando 2000 esperti, e questo è molto bene che avvenga. Ma dopo gli esperti, Israele ha fatto un'operazione militare che è un servizio per tutto il mondo e tutto il mondo pensante occidentale. Il mondo dovrebbe non accusare Israele, ma ringraziare Israele, sia per quello che viene fatto a Gaza, sia per quello che viene fatto in Libano, sia quello che viene sottolineato e fatto verso l'Iran e tutti gli altri, anche gli yemeniti. Di anziché mandare truppe in aiuto di Israele, il mondo sta fermo a guardare, e quindi se se stesse a guardare in silenzio sarebbe tanto. Invece ovviamente rilanciare accuse è una cosa che genera isolamento e disagio perché qualsiasi cosa che pensiamo è tutto il contrario di tutto. Se alziamo la voce non va bene, se stiamo in silenzio non va bene, se si attacca non va bene. È chiaro una cosa che ovviamente noi ribadiamo e sottolineiamo anche in queste ore: Israele deve difendersi e insieme alla propria difesa e alla possibilità per i propri cittadini di vivere nella più normale banalità delle situazioni quotidiane nelle proprie case. Ma chi di questi che salgono sul palco in Italia ha lasciato la propria casa per un anno perché li lanciano i missili? Ma prima di parlare uno deve pensare con la testa di quello che hanno vissuto queste persone. Chi di loro ha mai visto un missile in vita loro? E chi di loro ha mai lasciato casa propria per un giorno, una settimana, un mese, un anno? Chi di noi l'ha fatto per poter giudicare? Chiaro. David Zebuloni, tu sei stato mai vittima di questa caccia all'ebreo? Raccontaci qualche episodio se lo hai vissuto. Innanzitutto vorrei collegarmi a ciò che ha detto il Presidente Prego. Disegni, che saluto con stima e con affetto. Questa mortificazione che stanno vivendo gli ebrei d'Italia è la stessa mortificazione che vivono gli israeliani, un senso di non essere capiti in quello che è un conflitto che loro percepiscono come un conflitto anche europeo, o perlomeno del mondo libero, del mondo civilizzato. Israele combatte contro il terrorismo a nome del mondo libero, e conscio e consapevole del fatto che sta combattendo in nome dei valori che accomunano Israele, Italia, l'Europa e il resto del mondo libero, provano un senso di mortificazione nel non solo non essere capiti, ma anche nell'essere poi accusati in modo del tutto sproporzionato. Circa la sua domanda, io mi sono trasferito in Israele 10 anni fa, era il settembre del 2014, nato e cresciuto a Milano, mi sono trasferito che avevo 19 anni, e negli anni dell'adolescenza ho subito 2 violenze
entrambe avvenute in prossimità della scuola Quali, ebraica. David? Cerchiamo di capire bene. Spintoni, insulti, un'aggressione di questo tipo. Parliamo appunto di 15 anni fa e il clima era già astioso. Ecco, non abito più in Italia, non abito più a Milano, ma posso solo immaginare cosa stiano vivendo in questo momento i miei familiari, i miei amici e i membri della comunità alla quale appartengo dal 7 ottobre ad oggi. So di appunto amici che raccontano di aver tolto la kippah, che è la papalina, che è ciò che ti distingue e contraddistingue in quanto ebreo, di aver tolto quella che si chiama mezuzah, che è una piccola placca che si applica accanto alla porta di ingresso per non essere identificati in quanto ebrei. Storie che sembrano provenire da un passato remoto e che invece sono assolutamente e che invece si ripetono. attuali. Presidente Disegni, ho pochissimo tempo, abbiamo terminato, se vogliamo chiudere con un messaggio che lei lancia qui da Radio Libertà, velocissimo, io ne sarei grata. Sì, un messaggio di lucidità e almeno per il giorno 7 di partecipare al dolore in ricordo di tutte le vittime del 7, vittime di chi è stato trucidato, ma anche di chi è ferito nell'anima e soprattutto un abbraccio immenso e forte ai ragazzi, ai giovani che devono raccogliere speranza per un futuro che non è solo sicurezza, ma proprio fiducia nel prossimo e negli altri, in questo concetto di convivenza. Chiaro e forte il suo messaggio, la ringrazio, la saluto e l'aspetto di nuovo presto qui da questi microfoni. Arrivederci e grazie anche a David Zebuloni, collegamento in diretta da Israele. Grazie. Piacere. Grazie. A presto, grazie. E allora eccoci, vedo in collegamento e mi scuso per l'attesa il professor Valentino Valentini. Buonasera professore. Buonasera. Benvenuto. Allora, il professor Valentini la presento, ordinario di chirurgia maxillofacciale, Università degli Studi La Sapienza, direttore UOC chirurgia maxillofacciale, Policlinico Umberto I di Roma. Ecco, io l'ho chiamata perché ci sono dei dati molto allarmanti su le vittime della strada che aumentano. Se è vero che calano nel 2023 i morti per incidenti stradali, però aumentano purtroppo le vittime, cioè i conducenti delle biciclette, delle bici e dei monopattini. E la chirurgia maxillofacciale assume sempre di più un'importanza strategica per i traumi delle persone che hanno avuto questi incidenti. E poi c'è un'innovazione molto innovativa questa chirurgia. Ecco, lei so che sta sperimentando molte tecniche e è molto all'avanguardia su questo fronte. Vuole dirci in breve che cosa sta accadendo, qual è la nuova frontiera di questa chirurgia e qual è il caso che le ha dato più soddisfazione, per il quale lei ha risolto una situazione molto difficile? Grazie per la domanda, grazie per l'invito ancora una volta. Dunque sì, diciamo che le regole di ingaggio negli ultimi 5-6 anni almeno sono cambiate profondamente. Sono cambiate perché effettivamente adesso la tendenza ad affittare la bicicletta elettrica piuttosto che uno scooter elettrico e con dei caschi non omologati, ma soprattutto l'utilizzo direi quasi indiscriminato dei monopattini è aumentato moltissimo. Indiscriminato in che senso? Nel senso che, per esempio, in una città come Roma, in cui le piste ciclabili purtroppo, lo sappiamo bene... Sono testimone di questo, è un fiorire di monopattini, vero? Esattamente, che è comodissimo, il monopattino è uno strumento comodissimo, che uno veramente lo può piegare, lo può mettere in auto, però comporta dei rischi non indifferenti, perché ripeto, in città come Roma, che senza dare colpa a nessuno, sappiamo le barriere architettoniche, ma proprio architettoniche e storiche che ci sono, eccetera, rendono pericoloso girare con dei mezzi, con delle ruote che sono estremamente piccole, magari di sera vediamo troppo spesso ragazzi che vanno contromano, senza luci e così via. E avendo il monopattino una struttura molto esile,
molto ridotta rispetto a quella di un motociclo, anche di una bicicletta al limite. Quando si cade, quando quindi una ruota magari va a finire tra i sanpietrini piuttosto che nelle rotaie di un tram o in una buchetta, la persona, la prima cosa che tende a battere è il viso, il volto, e il torace. Esattamente. E quindi diciamo che la possibilità di procurarsi delle fratture a carico del distretto maxillofacciale e quindi del mento, del naso, degli zigomi e così via è estremamente elevata. Quindi è cambiata un pochino la traumatologia, quindi sono cambiate proprio le regole di ingaggio, come dicevamo poco fa. Cioè, Come si risolvono questi traumi, questi problemi? Quale, diciamo, è la tecnica per risolvere? Perché è un messaggio molto importante, ci sono sempre richieste maggiori, come lei mi sta appunto dicendo. Assolutamente sì. Diciamo che la tendenza in tutte le nostre, diciamo, sottosedi chirurgiche, nel senso in tutte le nostre sottobranche, è quella di risolvere le problematiche o quantomeno provare a risolvere le problematiche anche fratturative con degli approcci meno invasivi. Sicuramente questo è, diciamo, un argomento molto molto attuale che diciamo si sta sviluppando sempre di più in traumatologia, ma anche in oncologia e in chirurgia malformativa, e devo dire che fortunatamente la possibilità di poter ricorrere a delle metodiche con delle ricostruzioni, con dei modelli tridimensionali, la possibilità di poter avere degli strumenti tipo l'endoscopio o dei microscopi sempre più sofisticati e così via, ci dà sempre di più la possibilità di risolvere queste fratture, risolvere queste patologie lasciando meno segni possibili, che trattandosi del volto, devo dire, rappresenta un vantaggio non indifferente. Qual è il caso, professore, che ha risolto, che le ha dato più soddisfazione anche a livello umano, no? Qual è? Posso chiederlo? Beh, devo dire che non ce n'è uno solo, per fortuna. Da una parte per fortuna, da una parte purtroppo, perché noi andiamo a intervenire spesso in situazioni molto molto complesse, talvolta drammatiche. Devo dire che i casi che ci danno maggiormente soddisfazione sono i casi estremi, quindi penso alle ferite da arma da fuoco, le ferite da scoppio, i grossi traumi. Quindi anche casi di criminalità, microcriminalità per esempio? Assolutamente sì, purtroppo c'è un aumento, almeno noi riscontriamo nella nostra esperienza quotidiana, un aumento delle aggressioni non soltanto purtroppo a mani nude, ma con strumenti da taglio, tipo bottiglie rotte, tipo coltelli e così via, che oltre a poter provocare dei traumi, quindi degli eventi fratturativi a carico del massiccio facciale, possono provocare anche delle ferite da taglio con delle lesioni più o meno gravi del nervo facciale, per esempio, che è il nervo che permette la motilità della muscolatura mimica del volto. Per cui capite bene che la chirurgia maxillofacciale si è dovuta specializzare negli anni sempre di più anche e soprattutto nelle metodiche microchirurgiche di ricostruzione del volto, di eventuali trapianti microvascolari e così via. Per cui vedete che c'è stata un'evoluzione. Un'evoluzione, certamente. Un cambiare proprio schema, diciamo. E ecco che la medicina d'avanguardia in queste dinamiche è fondamentale per risolvere dei traumi che poi possono essere non soltanto fisici, ma anche a livello psicologico possono rimanere veramente incisi in noi per tutte le nostre vite. Allora, purtroppo il nostro tempo a disposizione è poco, ma magari in un'altra trasmissione mi riservo di risentirla, anche per la medicina, e anche vediamo un po' i dati che provengono da questi infortuni, dalle biciclette, dall'uso dei monopattini sfrenato. In città come Roma, in Milano, lo dicevamo prima, è tutto un fiorire di monopattini. E ci risentiamo, professor Valentini, la ringrazio molto, prossimamente. Grazie a voi, buonasera. Grazie, buonasera, e saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e vi do appuntamento a martedì prossimo, stessa radio, stessa trasmissione, stessa conduttrice. A martedì. Avete ascoltato Pop Economia.